30 anziani e 10 operatori contagiati in una struttura per anziani nel Cosentino avevano tutti ricevuto la prima dose di vaccino. Obiettivo 20.000 vaccinazioni al giorno per il Vax Day straordinario, hub vaccinali attivi nel giorno di festa. Ieri superata quota 16.000 somministrazioni, obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma. L'ASP di Cosenza assegnerà le risorse relative al 2016 destinate alle persone affette da gravi disabilità, la conferma dalla Regione. Nuova iniziativa di protesta indetta dai lavoratori delle Terme Luigiane. Per domani la manifestazione Riprendiamoci il lavoro, lo slogan. I dubbi del sindacato sul piano scuola estivo previsto dal governo, la discussione interna agli istituti scolastici. Ben ritrovati, buona domenica, nuova edizione del nostro TG che apriamo con il caso di contagi, ben 40 in una RSA di Castrolibero nel Cosentino. Avevano tutti ricevuto la prima dose di vaccino, i particolari nel nostro servizio. Avevano ricevuto tutti la prima dose del vaccino Pfizer, i 30 anziani e i 10 operatori risultati positivi nella RSA Villa Flora Castrolibero nel Cosentino. I sanitari dell'ASP al momento della somministrazione della seconda dose del siero hanno constatato che sia gli ospiti che il personale della struttura sanitaria erano febbricitanti, da qui la verifica con i tamponi i cui risultati hanno confermato i sospetti dei medici. Si tratterebbe di una bolla, così si chiama in gergo, un caso circoscritto, tanto che al momento nessuno entra e nessuno esce da Villa Flora. Domani, secondo quanto si è appreso, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza effettuerà un ulteriore sopralluogo nella struttura, controlli che saranno effettuati ogni 2-3 giorni per valutare e monitorare le condizioni di anziani e operatori contagiati, avviate le operazioni di tracciamento. Tante le domande a cui dare risposta, l'unica certezza al momento è che Villa Flora resta sotto stretta osservazione. Sul fronte dei contagi, il bollettino di oggi rileva che sono più di 200 i nuovi positivi. Ad essere maggiormente, ad avere il numero più alto di contagi continua ad essere la provincia di Cosenza. 4 le vittime, vediamo. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 2.363 tamponi, 286 i nuovi positivi, in particolare Cosenza 155, Catanzaro 19, Crotone 27, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 79. I ricoveri in regione sono 426, 30 in terapia intensiva, i decessi 4. E una delle vittime era residente a Castrovillari, ne dà notizia il sindaco Domenico Lopolito. La persona deceduta è una donna, una settantenne che era rimasta contagiata nel periodo delle feste di Pasqua e che da giorni era ricoverata presso il reparto Covid dell'ospedale di Cosenza. Il decesso è avvenuto ieri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Annunziata. Il sindaco Lopolito ha espresso le condoglianze più sincere ai familiari, sapendo quanto hanno sperato e lottato con i limiti che il periodo impone. Parliamo adesso del Vax Day in Calabria. Si va avanti fino al 4 maggio, il Vax Day straordinario. Ieri inoculate più di 16.000 dosi, il dato è della Protezione Civile. Intanto oggi chiuso per sanificazione il centro vaccinale militare a Cosenza. Vediamo. Siamo in linea con il piano. Il generale Figliuolo, dopo il raggiungimento delle 500.000 dosi giornaliere, annuncia il prossimo step, quello cioè di vaccinare le classi produttive. Le fiale promette arriveranno a maggio, che sarà, aggiunge, un mese di transizione. Intanto anche la Calabria prova con il Vax Day a fare il balzo in avanti. Obiettivo il raggiungimento di 20.000 dosi giornaliere. Ieri nel bilancio del primo giorno i numeri sono della Protezione
protezione civile sono stati inoculati 16.404 vaccini. Oggi si continua. Le immagini che vedete si riferiscono all'hub del Parco Acquatico di Rende, dove sono previste 750 vaccinazioni che vanno ad aggiungersi allo stesso numero di ieri, per un totale in 2 giorni di 1.500 somministrazioni. Qui si inocula anche oggi solo il Pfizer ed è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma. Domenica dunque di lavoro per medici e volontari impegnati nell'accoglienza, nell'anamnesi e infine nella inoculazione del siero. 6 le linee vaccinali, le operazioni vanno avanti speditamente. Nel Cosentino oggi c'è da segnalare la chiusura del centro vaccinale militare di Vagliolise. L'ospedale è da campo, i cui locali sono interessati dalle operazioni di sanificazione. Da Cosenza a Taurianova, nel Reggino, qui si viaggia al ritmo di 600 vaccinazioni al giorno e il dirigente dell'hub vaccinale precisa la particolare attenzione per i caregiver. Vediamo. Siamo con il dottore Calogero, che è il responsabile del centro vaccinale di Taurianova, uno dei centri che sta producendo grandi numeri, soprattutto in provincia di Reggio Calabria, nonostante poi le criticità. Secondo turno del Vax Day, questa volta dura 4 giorni. Dottore, quali sono i numeri? I numeri sono quelli che si prevedono perché la piattaforma è stata proprio ampliata, proprio per aumentare il numero di persone prenotate. Per cui ieri fino alle 9, si è lavorato anche fino alle 10, e siamo arrivati quasi a 600 persone vaccinate. E quindi questo è quello che noi avevamo già programmato. Un dato importante per la provincia o per l'intera regione? Sì, perché l'obiettivo, è, come si è detto spesso, è quello di vaccinare il maggior numero di persone, però poiché ci sono delle linee guida regionali e nazionali, rispettando le fasce di età, questo evento di Vax Day è proprio fatto proprio per recuperare gli ultraottantenni, i fragili, i caregiver, cioè poter passare successivamente alle fasce più basse d'età. Questo è anche il significato di questo secondo turno dei Vax Day, perché aprendo le categorie abbiamo parlato delle persone fragili chiaramente e i caregiver, che erano non solo protestato, ma che giustamente era una categoria che doveva essere ampliata necessariamente a sostegno proprio delle fragilità che in Calabria esistono, ma che in tutta la nazione. Sì, questo dei caregiver è un aspetto importantissimo, perché la piattaforma finalmente è stata aperta. Certo, nessun sistema è perfetto, abbiamo qualche difficoltà, però noi cerchiamo di venire come centri vaccinali, venire incontro alle esigenze dei cittadini, regolarizzando tutte le posizioni corrette, consentendo a chi è veramente caregiver di poter essere giustamente vaccinato. Rispetto al primo, ovviamente, genitura dell'apertura dei centri vaccinali, è chiaro che l'organizzazione, che anche arriva da chi poi lavora nella sanità da tanti anni, sta portando i risultati, perché adesso c'è una buona organizzazione, non esistono assembramenti, devo dire che è tutto quanto molto ordinato. Sì, da questo punto di vista, si migliora ogni giorno, perché non si può essere mai fermi e cristallizzati, perché gli eventi cambiano, quindi noi ci dobbiamo continuamente aggiornare e soprattutto dobbiamo nelle prime ore del giorno, cioè la mattina, all'inizio dell'apertura delle operazioni, e il primo pomeriggio c'è un momento importante in cui dobbiamo concentrare un po' i nostri sforzi per evitare assembramenti e regolarizzare gli accessi, perché molte volte i cittadini anticipano la loro venuta, per cui quindi noi dobbiamo stare molto attenti a razionalizzare questa fase per evitare proprio degli assembramenti, però in generale il nostro centro, ma anche gli altri, consentono ai cittadini di vaccinarsi in piena tranquillità. Volevo chiederle l'ultima domanda. Secondo lei il termine della fine d'agosto, comunque della fine dell'estate, potrà segnare un traguardo importante per quello che riguarda la nostra regione sulla vaccinazione? Secondo me sì, se si mantengono questi ritmi di vaccinazione crescente, perché noi siamo arrivati, con queste giornate arriveremo a numeri alti, se poi riusciremo a mantenere una media medio-alta proprio, riusciremo ad avere ottimi risultati non solo a Taurianova ma in tutta la Calabria. Ovviamente con le dosi che devono essere consegnate per tempo. Noi abbiamo avuto, c'è stato un piccolo problema all'inizio di tipo burocratico, avevamo vaccinato molto di più soprattutto gli ultraottantenni,
e non risultavano, ora risultano, quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro e speriamo di migliorarlo sempre di più. Qui a Taurianova in particolare abbiamo anche il supporto dell'esercito, dobbiamo ricordarlo, che diciamo, abbiamo dato un piano grazie al comune, all'amministrazione comunale di Taurianova, un piano proprio per, abbiamo un altro centro aggregato e da qualche giorno abbiamo anche un'unità mobile dell'esercito che ci permette di iniziare proprio in maniera efficace quelle che sono le vaccinazioni a domicilio, che sono importantissime. Restiamo nel Reggino, a Siderno, dove nel lab si sono registrate 1000 vaccinazioni in questi primi 2 giorni di Vax Day straordinario e le operazioni procedono in maniera spedita. Vediamo. Vax Day in Calabria, 1, 2, 3, 4 maggio, momento importante dal punto di vista anche simbolico, perché è legato al nome di San Francesco da Paola, patrono della Calabria, e anche qui al Lab di Siderno che vedete alle mie spalle il lavoro è davvero intenso, con risultati, bisogna dire, già considerevolmente significativi. Intanto vi possiamo dire che nei primi 2 giorni si è superato il numero 1000 di vaccinati, intanto come prenotazioni sia giorno 1, cioè ieri, sia oggi, 410 per giornata. A questi si aggiungono ovviamente i caregiver e altri profili che erano già stati considerati, cioè persone che non avevano potuto fare per una serie di patologie AstraZeneca e sono state prenotate per poter fare Pfizer o Moderna. Pare che comunque Pfizer venga praticato in modo particolare in alternativa ad AstraZeneca. Al di là del taglio, comunque bisogna dire che la situazione è estremamente positiva, perché alla efficienza del lavoro che viene svolto c'è la risposta positiva dei cittadini, i quali hanno capito che il vaccino è effettivamente il mezzo più importante per contrastare questo male che è il Covid-19. Chiaramente tutti sanno che la prudenza deve essere comunque praticata, le mascherine che anche io ovviamente non ho dimenticato, l'ho solo tolta per poter parlare qui dal Lab di Siderno, resta uno strumento importante che va ad aggiungersi chiaramente al vaccino. Quindi vaccinazione e comportamenti sono le strade, i percorsi che possono essere praticati. Efficienza e responsabilità da parte della gente, possiamo dire questo almeno stando al bilancio delle prime 48 ore del nuovo Vax Day in Calabria. Il nostro viaggio continua nel Lab di Catanzaro, dove in 2 giorni sono state somministrate 3.000 dosi di vaccino. L'ASP di Catanzaro fa sapere di aver raggiunto nei giorni scorsi le 100.000 vaccinazioni sul territorio. Vediamo. In fila al Lab vaccinale di Catanzaro questa mattina per il 2° giorno del Vax Day straordinario in onore di San Francesco da Paola. Anche oggi in programma 1.500 vaccinazioni. In 2 giorni si è raggiunto quota 3.000. L'accesso è garantito solo agli utenti che si registrano in piattaforma. È importante dire questo per dare una giusta informazione a chi vuole sottoporsi a vaccinazione. Sono aperti per over 60, over 70, caregiver e docenti, e vacciniamo con AstraZeneca. La città capoluogo ha sfondato le 100.000 vaccinazioni e in questi giorni restano aperti anche gli altri centri vaccinali. In contemporanea stanno lavorando il nostro presidio ospedaliero di Lamezia Terme, il presidio ospedaliero di Soverato e di Soveria Mannelli. Insieme a loro ovviamente continua il grande sforzo dei medici di medicina generale che continuano a somministrare le seconde dosi e completare quel poco che resta degli ultraottantenni, perché nella provincia di Catanzaro ne abbiamo già vaccinato l'81%. Queste giornate a cui hanno aderito con grande impegno e con grande amore tutti i nostri collaboratori amministrativi, medici, infermieri, porteranno nei 3 hub, in aggiunta a ciò che facciamo qui a Catanzaro Lido, disponibilità di circa ulteriori 3.000 prenotazioni al giorno. Sui 3 punti ospedalieri saranno vaccinati over 80 a richiesta e fragili. Siamo l'unica azienda sanitaria o ospedaliera che ci ha messo la faccia. In tempo reale, ogni 5 minuti, sul nostro sito web, voi vedete la situazione aggiornata, vaccino per vaccino, e la disponibilità di vaccini che decrementa ogni singolo minuto, mentre aumentano
i vaccinati e gli immunizzati in tempo reale, perché tutti i cittadini possano controllare quello che facciamo. Rafforzata la presenza dei volontari che hanno un ruolo preciso. Cerchiamo di dare un po' di tranquillità a chi si deve vaccinare, aiutandoli un po' nelle somministrazioni e nel dopo vaccino. Chiudiamo questo viaggio a Castrovillari, il centro, la locomotiva individuato tra gli hub vaccinali per questi giorni di Vax Day straordinario. Vediamo. Raggiungere 20.000 dosi di vaccino anti-Covid al giorno è l'obiettivo del Vax Day organizzato dalla Regione Calabria, commissariato ad acta per la sanità, protezione civile, difesa e Croce Rossa, in concomitanza con le feste per San Francesco di Paola, protettore della Calabria. Tra gli hub impegnati in questi 4 giorni anche la locomotiva di Castrovillari, inaugurata il 24 aprile scorso. Il sindaco Mimmo Lopolito ai nostri microfoni dice: ce la possiamo fare. In questi 4 giorni noi abbiamo la disponibilità di 500 dosi giornaliere, 2000 vaccini in 4 giorni. Sono sicuramente numeri importanti, però siccome abbiamo questa potenzialità, queste 500 dosi devono essere davvero quotidiane, in maniera tale che aprendo la piattaforma, perché adesso ci sono i limiti, che è giusto come sia, di età, precedenza ai fragili, agli accompagnatori dei fragili, è giusto che sia così, però dal 10 maggio in poi bisogna aprirla a tutti e mi è piaciuto quel discorso che ha fatto il generale Figliuolo quando dice partiamo anche dai giovani, andiamo anche nei luoghi di vacanza, perché sono, diciamo, i soggetti fragili e più anziani sono quelli più a rischio, ma i portatori sono proprio i giovani. E allora Vax Day tutti i giorni, colgo l'occasione per dire che fino a questo momento le vaccinazioni vengono prenotate solo ed esclusivamente su piattaforma, non esiste altro sistema, noi quotidianamente raccogliamo le riserve che distribuiamo e trasferiamo al distretto qualora debba o rimanga qualche dose, in maniera tale che tutto avvenga trasparente ma tutto sia effettivamente finalizzato a una vaccinazione di massa. Cambiamo argomento, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza assegnerà le risorse relative al 2016 destinate alle persone affette da gravi disabilità. La conferma arriva dalla Regione, dall'assessore al welfare Gianluca Gallo, ma vediamo di che cosa si tratta. Si tratta dello sblocco delle somme di una somma cospicua, circa 2.400.000 euro per l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, destinate a 340 famiglie di pazienti, utenti che hanno disabilità gravissime, che hanno bisogno di assistenza H24, quindi famiglie in grande difficoltà per una condizione difficile dei propri familiari, pazienti quindi con queste disabilità. Pensate, fondi bloccati dal 2016, fondi per la non autosufficienza messi a disposizione dal Dipartimento Welfare dal 2016 alle aziende sanitarie provinciali e che oggi sblocchiamo finalmente, e non è un successo, per la provincia di Cosenza. Li sblocchiamo nel 2021 e saranno erogati a breve a queste famiglie che sono state selezionate con apposita commissione. L'impegno del Dipartimento, di miei collaboratori in sinergia con l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha consentito questo risultato, che finalmente sblocca risorse del 2016, sperando che a breve possano essere sbloccate anche le risorse con impegno e graduatorie per gli anni successivi. Il mio impegno è a snellire le pratiche burocratiche che in questo caso sembrano essere state molto particolari e anche molto macchinose, e speriamo per il futuro che questa lentezza non ci sia. Noi vigileremo affinché anche per le altre province, come per la provincia di Cosenza, queste somme giungano ai destinatari in una fase come questa, che è una fase di estremo bisogno aggravata dal Covid, per cui non un grande risultato, ma sicuramente un piccolo risultato, sbloccando somme che vanno a soggetti deboli che hanno bisogno di queste risorse. E ancora per
il lavoro, la ripartenza si farà di certo con due direttive, percorrendo due direttive, i vaccini e il lavoro. C'è il lavoro a rischio come quello dei dipendenti delle Terme Luigiane che domani tornano a protestare. La manifestazione ha uno slogan preciso: riprendiamoci il lavoro. Vediamo. Noi lavoratori Sateca insieme alla CISL occuperemo pacificamente, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, lo stabilimento termale Terme Nuove di proprietà dell'azienda al fine di riavviare tutte le operazioni di manutenzione e di pulizia per poter riprendere la nostra attività lavorativa. L'occupazione e la protesta contro i comuni di Guardia Piemontese ed Acquapesa andranno avanti ad oltranza fino a quando non verrà ripristinato l'afflusso, l'erogazione dell'acqua termale verso la condotta Sateca, che i comuni hanno improvvisamente sospeso, hanno chiuso, impedendoci di fatto di erogare le prestazioni sanitarie, non solo per quest'anno ma anche per gli anni a venire. La decisione di occupare lo stabilimento deriva dalla nostra disperazione, perché se non verremo uccisi dal Covid moriremo di fame. Per noi il lavoro potremmo riaverlo anche domani mattina. Non vogliamo vivere con ammortizzatori sociali sulle spalle dei cittadini, perché la nostra è una realtà produttiva perfettamente funzionante e sana, che ci consente di lavorare più che dignitosamente. Quindi chiediamo a gran voce di ricominciare a lavorare. Riprendiamoci il lavoro, è questa l'iniziativa che i lavoratori delle Terme Luigiane metteranno in campo domani. Simbolicamente si avvieranno nello stabilimento Terme Nuove tutte quelle attività che sono e che servono a far funzionare e a far partire le terme per il 2021. Il bando. Noi finalmente ci troviamo di fronte a uno strumento che pone fine alla precarietà di questi lavoratori. Verificheremo se all'interno del documento saranno state tutelate tutte le norme, tutto quello che occorre per la tutela dei posti di lavoro. Ancora per quanto concerne un futuro incerto, ce l'avranno anche gli studenti, perché il piano del governo prevede la scuola d'estate. Ci sono molti dubbi, sindacati, famiglie, gli stessi operatori scolastici, ma vediamo. Il piano estivo rappresenta una opportunità che si apre nel mondo della scuola. C'è un coinvolgimento importante fatto di relazioni con il territorio per progettare percorsi formativi aperti, partecipati. È un piano anche importante dal punto di vista economico, di circa 550 milioni di euro. Certo, il Ministro ha inteso con questa azione affermare la centralità della scuola pubblica, e di questo ovviamente ne siamo tutti contenti, visto il differenziale che c'è tra le scuole del nord e le scuole del sud, e con il proposito anche del Ministro di dirottare circa il 70% di queste risorse nelle zone del sud Italia. Certo, è un progetto che deve essere rivolto anche in una prospettiva che riguarda il piano di rientro a scuola a settembre, di cui ancora non sappiamo con certezza qual è il piano sanitario che dovrà essere messo a punto, se c'è eventualmente una intensificazione sul piano degli organici, quindi un aumento strutturale degli organici scolastici, sia essi dei docenti che del personale ATA, e garantire anche una prospettiva anche sul piano dei trasporti molto più convincente rispetto a quello che è stato il percorso che abbiamo visto in questi lunghi mesi, con decisioni piuttosto raffazzonate tra Ministero, tra le stesse regioni e alcune volte anche tra gli stessi comuni. Non vorremmo che fosse un piano emergenziale, quindi collocato solo all'interno di questo
percorso di anno di pandemia, ma che invece rientri molto più complessivamente in quel patto per la scuola che riteniamo essere la soluzione migliore per progettare una scuola, una nuova pedagogia scolastica che in qualche modo rimetta al centro lo studente. Alleggeriamo il tono e parliamo di musica con il primo singolo della cantautrice cosentina Laura Rizzuto, Sushi Bianco, un inno alla speranza, dice ai nostri microfoni. Vediamo. Apro gli occhi e già le 6, ieri come oggi ormai, tutti giù dal letto e poi io resto sola. Salve a tutti gli amici di TEN, Teleuropa Network, da Laura Di Gelò, sono qui per presentarvi il mio primo inedito, Sushi Bianco. Musiche e parole sono mie, mentre la produzione è stata affidata al Tap Lab Studio, che ringrazio per la preziosissima collaborazione. Tempo per pensarti o no, viaggio con la mente, sei nella mia estate. Sushi Bianco è un brano dai contenuti positivi, disperata speranza in un periodo bruttissimo purtroppo per tutta l'umanità, e nasce soprattutto dall'esigenza di esprimere le mie sensazioni e i miei sentimenti in questo momento bruttissimo, che sembra non avere una fine. Invece nel mio brano la fine c'è e si materializza con l'arrivo dell'estate, con la voglia di amare e di sognare, di ritornare a quelle feste in riva al mare con la musica che gira intorno. Il mio brano si può già streamare su YouTube, Amazon Music, Spotify, iTunes e tutte le piattaforme digitali. È uscito il 25 aprile, me lo sono voluto regalare per i miei primi 40 anni e anche in concomitanza con l'arrivo del mio secondo figlio, che ha 2 settimane. Un saluto caloroso va a tutti i miei allievi delle scuole superiori, la vostra prof tornerà presto. Un caloroso abbraccio e stay strong dalla vostra Di Gelò. Ciao! Dentro fondo all'anima. Tanti in bocca al lupo alla Laura Rizzuto. Noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. La perturbazione a cui facevamo cenno nella giornata di ieri tende a traslare verso nord-est, apportando maltempo sull'Europa centrale. Sulla Calabria permangono condizioni di variabilità e clima molto mite fino alla giornata di domenica. Da lunedì avremo una temporanea accentuazione dell'instabilità accompagnata da un calo termico. Domani tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso un po' su tutto il territorio regionale. Nel corso della giornata sono previste delle piogge che interesseranno soprattutto il Cosentino fino al Catanzarese tirrenico, area lametina in genere. A seguito di questo passaggio instabile assisteremo ad un graduale calo delle temperature, inizialmente più sensibile sui litorali e versanti tirrenici. Domani venti deboli o regime di brezza sul Tirreno, con mare poco mosso, deboli di direzione variabile sul Golfo di Corigliano, con mare calmo o quasi calmo, tra deboli e moderati dei quadranti settentrionali sui rimanenti settori ionici, con mare poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, e messi in onda Francesco Camposani. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.